Numerosi sono stati i modi per raccontare il primo conflitto mondiale. Forse il più efficace è farlo attraverso gli occhi di chi la guerra l'ha vissuta davvero. A prendere vita, nella serata di venerdì 9 dicembre, presso il Palazzo Celestino Piva, sono state le parole di Caterina Arrigoni, valdobbiadenese, profuga a Vittorio Veneto in tempo di guerra. Una donna tenace e intelligente, costretta a lasciare la sua terra nel cosiddetto anno della fame. Una testimonianza rara che, grazie al lavoro degli storici Giancarlo Folador e Luca Nardi, è ora a disposizione di tutti. Le parole della protagonista, ascoltate anche dai suoi familiari, hanno preso vita grazie al gruppo di lettrici Voci di Storie e al coro Anna Cesen di Valdobbiadene, che hanno così raccontato, di fronte a un vasto pubblico, un legame indissolubile con la terra natia. Quando senza polenta si moriva di fame. Diciamo che questa frase sintetizza un po' tutto il libro. Sì, sintetizza tutto il libro perché sono due parole che sono state scelte appositamente: polenta, che era l'alimento di base in quel periodo, e la fame, perché appunto senza la polenta i profughi di Valdobbiadene, che furono costretti a abbandonare i propri paesi, soffrirono la fame e morirono anche di fame. Infatti un dato significativo di Valdobbiadene è che ci furono 500 persone civili che morirono per fame e per profugato, mentre un centinaio invece furono i soldati valdobbiadenesi morti nell'arco dei 3 anni di guerra. Diciamo che questo è un libro che aiuta anche i giovani a far capire com'è stata la Grande Guerra qua nei nostri posti. Sì, è stata una scelta fatta appositamente, raccontare la guerra a Valdobbiadene e raccontarla per i valdobbiadenesi, soprattutto per i giovani che non la conoscono, perché la storia dei profughi rispetto alla grande storia della Prima Guerra Mondiale è una vicenda un po' poco conosciuta, e quindi si è voluto raccontare attraverso un diario di una donna di Valdobbiadene quello che è effettivamente avvenuto a una parte della popolazione italiana. E ci tengo a sottolineare che la scuola di l'Isis Verdi di Valdobbiadene ha contribuito a ravvivare la memoria della Prima Guerra Mondiale, perché una parte del progetto vinto dal comune è stata la pubblicazione del diario, la seconda parte la riscoperta dei luoghi della Grande Guerra a Valdobbiadene. Quindi è stato fatto un lavoro da parte loro di andare alla ricerca e di catalogare poi tutto ciò che è presente ancora oggi per tramandarlo alle nuove generazioni. Quanta fatica e quanto tempo ci è voluto per realizzarlo? Ecco, ci è voluto circa 1 anno, anche se in realtà nel 1994 era stata fatta una prima stampa del diario ad opera del curatore che mi ha aiutato, Giancarlo Folador, in questa seconda ristampa. Era stata fatta una stampa solo per i soci della banca, dell'ex banca Piva, ed era stata donata appunto una copia ai soci. L'obiettivo di questa seconda pubblicazione, di questa riedizione, è stato pubblicare integralmente il diario, cosa che non era stata fatta in precedenza, e soprattutto diffonderlo per tutti i valdobbiadenesi e anche per tutti coloro che possono essere interessati all'argomento della Grande Guerra e a questa particolare microstoria del profugato nelle terre invase della sinistra Piave.